festeggendi su Natali cun procedu e cannonau, antifattunasci unu con che gazzu strabionau, accallonau, aculus borrau, fille babbu gorruru e handicappau. Un caloroso saluto, con nude Gesù Bambino Burdue Guaghi addozzu, benvenuti alla seconda edizione speciale dei nostri corsi, corso di bestemmie edizione Buon Natale e buone feste, Gesù Cristo e nostra Senora in sottoveste. In questo corso mostreremo ai nostri discepoli come l'aria natalizia possa diventare più bella e piacevole, specialmente poittateneus unu gialloni poddupigai pogulu. Nella prima parte di questo corso, leggeremo alcune lettere che sono state inviate a Babbo Natale, Krapua Agazzu. Scusate, erano i resti del maialetto dell'anno scorso. Iniziamo, 3, 2, 1, Dio mincamer de guadduchi di goddiri in soriga e acculutis foddiri wow 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 wow. Caro Babbo Natale, vorrei che Gesù si sconchedasse il pappo con una matita HB2. Caro Babbo Natale, quest'anno ho fatto da bravo per chiederti un grosso regalo. Vorrei una macchina del tempo per tornare al giorno in cui hanno crocifisso a Cussu con che gazzu de Gesù Cristo, ma no poddu salvai, pommi castiai beni sa crocifissioi. Bambino, cosa posso fare per te? Vorrei che salvaste Gesù Cristo. Impiccatelo e poi tagliateli la testa davanti al bambino. Hitler, c'è un bambino che dice di essere Gesù Cristo il Messia, ma è ebreo, cosa facciamo? Lo salviamo così ci aiuta? Non mi fezza starriri, bruciatelo insieme agli altri. Gesù Cristo minatore, che interpreta male la parola e si ritrova in un campo minato ed esplode circondato da 400 mine e viene ritrovato in pezzi da Armstrong 1960 anni dopo sulla Luna. Nostra Senora, che chiede a Babbo Natale di diventare una parabola per intercettazione solo per farsi i cazzi degli altri. La Madonna sta partorendo a Subrozzu, Giuseppe in sala d'attesa, arriva il dottore con saffrocchitta e puncia da Gesù Cristo dicendo: Assummancuno sipponidi a fai gazzadas a potrintannusu. Seconda parte. Aiuti per il presepe. In questa parte aiuteremo i discepoli più bisognosi nella creazione del proprio presepe dando qualche piccola ma sufficiente dritta. Giusto per cominciare portatevi avanti con il lavoro, mettete a fianco alla stalla una bella croce in legno, poi sigumenti se uso tecnologico, date una cazzo di macchina o un cazzo di M della CTM a quei cazzo di remagi che si sfoddan da supaneri in igussainu coish gobbasa, adibite un borcamadedda de ospedali ca nostra senora nodu, deppi risparai a fanculo a Gesù Cristo fore sauda. Adesso mettete i personaggi principali. Il mercante, il pusher, la svuotacallonera, simbriagonide sul logo, s'accabadora e per concludere, nascondete a cussu burdacciu de Gesù Cristo fino a mezzanotte dentro il freezer, che non deve nascere prima arca Madonna in baccucca da facci e a culo spanada. Passiamo al cunno della terza parte a rogus e merda. Preghiamo, lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e poi Gesù Cristo camot vuoi e scaresciu crasi, amen. Avviso importante. Meglio un wow, cawapudda de nostra Senora crasi. Nella terza parte spiegheremo il perché venga festeggiato il Natale. Gudugu. La parola Natale deriva da Natale, porco Dio a facce cagineri, se si chiama Natale deriverà da Natale, e comunque ne stavo dicendovela, si è iniziati a festeggiare il Natale quando tutti hanno ammirato la potenza di Babbo Natale che a Roddugo aveva portato i regali a tutti tranne che a Cussu con che baulada de Gesù Bambino. Cussu Gazzu poi ha cagato fuori negli anni che si lamentava che tutti i bambini normali avevano la bambola gonfiabile e issu si deppia da goddaia sainu, enza al 33esimo anno Babbo Natale gli fece un regalo. Una cazzecrusci tecnologica con anche una corona alla spina che gli scendeva appena si incicravada a pizzusu. Dal giorno Babbo Natale spriò gente a Scampia e a Sugunne Isaia e vissero tutti felici e incrociati. E io aggiungerei, niente. Discepoli, guardate, c'è sti Gesù Cristo in crusci, o almeno mi sembra lui, provate a salutarlo e vedete se ve ne risponde salutandovi alzando il braccio, se non lo alza dopo Deusu, travainat traborta. Detto questo, sponsorizzeremo un nuovo prodotto della nostra azienda con che Cancioffa Mobile, vi presentiamo un nuovo oggetto, si chiama lo Spirito Santo.
esteticamente pari di un ugazze vibratori, ma all'interno ci porisagattai mazzi de svorra denniedu, così potrete fare il presepe vivente per il prossimo Natale con le nostra senora procca canos esatrusu. Lo troverete in vendita in tutte le stalle di Cunnenazaret al prezzo di 8,888 euro. La messa anche per oggi è staccabara, podeisi puru sulai sugazzo a Gesù Cristo, cravais in ci in sa sta alla Deus uccallelle industriau.